In quel frattempo, Antioch al prepare la seconda campagna in Egitto. Su tutta la città, per 40 giorni si viut cori parai artiavalirs, con vestis d'aur, armas di lancis e disponus in schirie, con gli spadi sprontadis. E trops di chiavalirs zaprons per combatti e assalts e squintris in tutte bande, e di che altre, e tutte da buei discus, bos di lancis, freccis tiradis, lusignà di armaduris, e corassis di ogni fatte. E tutti appreavin perché la visione fosse di buon augur. Slerdiansi la voghe false che Antioch all'era passata che la Trimont, diason al chiol d'aur non mancul di 1000 oms e dalla salta la città. Si invia la lotte sugli smuris, quanche la città è ormai chiappade, me ne l'aule lata parassite acropoli. Diason al fasemi calissi de soin, senza nessun dul di sorte. Non rivanta capì che una vittoria quintri la sostesse int, a ieri il conde disfate, e illudinsi di trionfare su sei nemici e non sulla sua int. Non riva però a chiappare in man il podè, alla fin, e con disonor dal tradimento al torno in daura parassite a manitide. Mai capita all'ultimo un brut distin. Incolpati dal proof di arete, re dai arabos, stiampati città in città, perseguitati, lucche, odeata, tanche traditor des les, chialat con riviel, tanche sassin de so patria e de so int, lo sburtarin in Egitto. Che il calveve mandati in esili tante in de so patrie, al muri in esili parmis de Spartans, là che si era ridussut a ciri un ripar in non de comunanze de chiocce. Lui calveve lasciato tante in senza sepolture, al finì che nessuno lo vai, senza pel di sepolture e senza un chianton tal tombal da sei vons. Qualche re al venire a che sfaz, al pense che anche la Giudea si stava rivoltando, e così, tornando in daur dall'Egitto, rabbioso come le besteate, al tiappe la città con las armis, e or dall'ordine ai soldati di fruciare senza remissione dui che catiatavin, e di copà che calevin a parassintestiasis. Al fummi calissi di zovins, di viei, un stermini di oms, di feminis, di frust, une copadice di fantasse e di canais. A sparirin in 3 soli giornadi 80.000 di lur, 40.000 talotte, e non mancul dai copas a furin che vendeva in sclas. Ninchimo no content, Antioch all'ol se metti pit al templi puissandi di tutto il mondo. Cum Menelao, diventato traditor da sles de patrie, che faceva strade. Al Gaffa, con che smansa sacrileges, il finimen san. Tut quel che altri res lo aveva importato, per far poi bielle e poi sflandoroso il look, e come segnal di onor. Lui arraffa con che so smansa sacrilegis. Antioch, al monte in superbie, non rivanta capì che il Signor si era disdegnato giusto per un lampo al corpo dei petias de int e de citat, e par che ella non aveva basilat per luc. Se il popolo non si fosse impeolat in tem petias, come caliere succedut per Eliodor, che aveva mandato il re Seleuc a dare un cuc alla chiamere dal tesauro, così anche lui, appena arrivato, a sarà stato scoreato di solde sottemeritate. Ma il Signore aveva si elzut, non il popolo par via dal Luc, ma il Luc par via dal popolo. Proprio perché anche il Luc, dopo essi stati appadenti da disgrazie scapitati sul popolo, tal'ultim a spartì la sua buone fortune. Abbandonat per abbia di quel che al podut, quanche un gran paron al fa spas, al torne tutti dal suo splendore. Antioch dunque, trafuis dal templi 1200 talents d'arint, aspessea a tornare in Antiochia. Crudin, da sua superbie e alterato come caliere, di verivata combinata si potesse navigare petiere e chiamina pal mar. All'asse sovrintendenza partribia al popolo. In Gerusalemme Filip, di riunde di Fridie, ma natural, anchimò pui barbar di quel che aveva dall'incaric. Sul Garizzi Mandronic, e in più Menelao, che aveva più smare di che altri sta al trattacula soin, perché che non poteva concepire giudeos. Poi al manda il misarca Poloni, con un esercito di 22.000 oms, e con l'ordine di copà, due che eri fur di pupil,
e divendi las femmine se la canae. Che il, arrivato a Gerusalemme, al fa sfente di essi buon disponuto, e a ste cuiet fin alla giornata di sabide. Allora ti attassi giudeo ste polse, ur comande ai sei una sfilade militar, e al coppe d'ut che caia in Gesù per tialà. E poi dopo, plombat con la sarmi in sta città, al fasfur un stradio di int. Ma Giude, che disevin anche il Maccabeo, con altri snuv di lur, si ritira dal desert. Là viveva come las bestie salvadis, su pesmons, insieme ai suoi compagni. A mangiavi in dome erbis, per non sportiarsi.